Tutto pronto per la seconda corsa, un confronto per femmine di 4 anni. Non vincitrici di 18.000 euro in carriera, sono in 5 dietro le ali dell'Autostart, che inizia a muoversi e si prepara a raccoglierle. All'1 Evidence Firm, Carmine Piscuoglio. Al 2 Emergenza Par, Lorenzo Baldi 3 e Lalla Jet, Pietro Gubellini 4, Elva Jet, Manuel Pistone 5, Beauty Ivo, Alessandro Gocciadoro. Favorita Evidence Firm, leggermente preferita ad Emergenza Par ed Lalla Jet, poi Beauty Ivo ed Elva Jet. Questi in ordine di preferenze da parte degli scommettitori. Con cautela Evidence Firm, macchina che prende velocità. Si ritrae Lalla Jet, andati. Elva Jet prende subito l'iniziativa nei confronti di Beauty Ivo, che si va a presentare al suo esterno, chiede strada Alessandro Gocciadoro. Terza posizione per Emergenza Par, che precede Evidence Firm alla retroguardia e Lalla Jet. Passa dopo 200 in 14,4, ma sbaglia Beauty Ivo. Lascia così in vantaggio Elva Jet, sposta allora dalla seconda posizione Emergenza Par, che va a chiedere e ad ottenere strada dopo 400 metri passati in 29,2. E così Emergenza Par in vantaggio su Elva Jet, terza posizione per Evidence Firm, poi Lalla Jet, quindi Beauty Ivo. Primo quarto se n'è andato in 29,2, i 600 in 44,2 con una frazione in 15. Al passaggio davanti alle tribune, Emergenza Par guida nei confronti di Evidence Firm, che si scopre e si porta sulla testa dopo 800 metri di corsa, passati in 58,9. Si viaggia sul piede dell'1,13,5. Emergenza Par guida Evidence Firm al suo esterno, in corda Elva Jet, poi Lalla Jet e Beauty Ivo. Quando il chilometro di Emergenza Par se ne va in 1,13,3, attacca all'esterno Evidence Firm, rimane in corda Elva Jet, poi Lalla Jet e Beauty Ivo. Le 5 molto compatte a 450 dal palo, la retta opposta alle tribune ancora in 14,3, 1,27,6, 1.200, Emergenza Par in vantaggio, Elva Jet nella sua scia, viene in terza corsia e Lalla Jet, perché Evidence Firm non la porta avanti. All'ingresso della dirittura d'arrivo si prepara a spostare Elva Jet dalla scia di Emergenza Par, che è ancora in vantaggio. Emergenza che prova a scappare da Elva Jet, poi Lalla Jet nel finale. Emergenza Par che si allunga e viene a vincere. Al secondo posto è la diligente Elva Jet, al terzo è Lalla Jet. 1,57,2, 1,13,2 per il percorso di testa vincente di Emergenza Par. Lorenzo Baldi in salchi al training per i colori del signor Salvatore Orlanza. Prosegue il momento magico di questa figlia di Varennes e Old Girl Par, che mette insieme la terza vittoria consecutiva, la quinta vittoria nelle ultime 6, condita da un solo secondo posto. Emergenza Par e Lorenzo Baldi ancora una volta sugli scudi.